Eder. Mech. Pallister. L'utenza 887777 è intestata a Visintin Sebastiano, coniuge di Resinovic Liliana. L'utenza è attiva dall'anno 2012 e risulta aver prodotto traffico fino alle ore 18:04 del 16 dicembre. Si ha evidenza di una continuità di utilizzo fino alle ore 20:30 circa del 12 dicembre poiché, nel corso della successiva giornata del 13 dicembre, si registrano unicamente alcuni SMS e nessun traffico dati, così come nella fase successiva alla scomparsa di Liliana in quanto, a partire dalle ore 10:13 del 14 dicembre non si hanno più evidenze di traffico dati, ma solo SMS e contatti voce, la maggior parte dei quali relativi a chiamate senza risposta. Nel corso di tali ultimi eventi di traffico telefonico, l'utenza aggancia sempre la cella di via De Marchesetti 21 la quale, come già sottolineato in precedenza, è compatibile con l'abitazione di via Verrocchio. Nel corso del periodo di utilizzo, l'utenza risulta essere stata sempre ed unicamente abbinata al medesimo codice email, corrispondente ad un telefono cellulare di marca Samsung modello SMN 9005. Galaxy Note 3, telefono in merito alla cui analisi già è stata redatta specifica annotazione in data 6 gennaio 2022. L'utilizzo di tale utenza, per quanto concerne i contatti telefonici, consta di una trentina di eventi di traffico in totale, la maggior parte dei quali registrati successivamente alla scomparsa di Liliana Resinovic. Di fatto, al netto degli SMS, si registrano unicamente 2 chiamate con risposta, situazione dedotta dalla durata delle stesse. Entrambe verificatisi successivamente alla scomparsa della donna e ricevute dall'utenza 46112 la quale, come noto, è intestata al fratello della donna, Resinovic Sergio. Tali conversazioni si sviluppano il 14 dicembre alle ore 20:40, durata 12 minuti e 20 secondi, ed il 15 dicembre alle 11:51, durata 9 minuti. Il giorno 14/12 si registrano 3 contatti con l'utenza 70218, intestata a Sterpin Claudio, relativi a tentativi di chiamata senza risposta e ricevuti rispettivamente alle ore 10:13, 10:52 e 12. L'utenza aggancia quasi esclusivamente ponti radio in provincia di Trieste sempre con priorità per le celle di via De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15. Entrambe compatibili con la residenza di Resinovic e Visintin. In data 5 dicembre, fra le ore 17:13 e le ore 17:25, l'utenza produce traffico dati in cella compatibile con il valico stradale di Rabuiese, via Petronio 1. L'ultima cella precedente, alle ore 10:42, risulta invece compatibile con il luogo di residenza così come la prima cella utile successiva delle 19:14. In data 09/12 l'utenza, in sintonia con quanto già visto per la numerazione precedentemente analizzata, produce traffico dati impegnando la cella del parcheggio Fiera di Udine fra le ore 13:37 e le ore 13:53 e poi non evidenzia nessun collegamento alla rete fino alla giornata successiva. Nel corso della giornata dell'11/12, l'utenza in uso al Visintin produce traffico dati, alle ore 11:17, agganciando la cella del campo sportivo di Mossa. L'ultima cella utile a Trieste era in zona di residenza alle ore 09:32. In data 12 dicembre, dopo che l'utenza alle ore 10:38 si trovava ancora agganciata ad una cella compatibile con il luogo di residenza, fra le successive ore 16:15 e le ore 16:25. La stessa aggancia i ponti radio di via Bonomea e viale Miramare 36, ponti radio compatibili con il rientro dall'escursione, sopra descritta, a grado. Per quanto concerne il dettaglio della giornata del 14/12 e seguenti, come detto, si registra un limitato numero di eventi di traffico agganciando esclusivamente celle compatibili con l'abitazione di residenza. Abbiamo analizzato anche l'utenza 393, 38, 87, 77, 77, essa non registra alcun evento di traffico telefonico in quanto abbiamo sbagliato a trascrivere il numero che probabilmente è inesistente. L'utenza 38805 è intestata a Visintin Sebastiano, ed è stata attivata il 26 settembre 2021 presso Top Communication. Esercizio commerciale sito all'interno del centro commerciale Terminal Nord di Udine. Nel periodo oggetto della presente analisi ha prodotto un limitatissimo numero di eventi di traffico, tutti concentrati nella giornata del 10 dicembre.
quando ha sviluppato traffico dati in celle pertinenti l'abitazione di residenza nel corso del pomeriggio. Nel corso di tale utilizzo è stata abbinata unicamente al codice email, corrispondente ad un telefono cellulare di marca Samsung modello SMN975 FDS, Galaxy S10, il quale non risulta aver avuto ulteriori abbinamenti. Antecedentemente e successivamente a tale data ci sono unicamente alcuni messaggi di servizio verosimilmente mai giunti a destinazione. L'utenza 73563 è intestata a Visintin Sebastiano. L'utenza non registra alcun evento di traffico telefonico nel periodo analizzato, che ricordiamo essere compreso fra il 01 ed il 22 dicembre 2021. L'utenza 807784 è intestata a Visintin Sebastiano. Anche in questo caso, come in quello precedente, l'utenza non registra alcun evento di traffico telefonico. L'utenza 877777 è intestata a Visintin Sebastiano ed è stata attivata il 26 settembre 2021 presso Area 3, esercizio commerciale sito a Trieste in Corso Saba. La stessa risulta aver prodotto eventi di traffico fino alle ore 23:59 del 22 dicembre, data ultima di elaborazione dei tabulati, sia per produrre traffico dati che per comunicazioni vocali o SMS. Le celle agganciate in via prioritaria sono quelle di via De Marchesetti 21, ma anche via San Pelagio 15, entrambe compatibili con l'abitazione di via Verrocchio. Nel corso del periodo di utilizzo risulta essere stata abbinata sempre al medesimo codice email, corrispondente ad un telefono cellulare di marca Samsung modello SMG996 BDS, Galaxy S21, il quale non risulta aver avuto ulteriori abbinamenti con altre utenze. Principale interlocutrice del numero risulta essere l'utenza 46112, intestata a Resinovic Sergio e, come noto, fratello della Resinovic Liliana. Va precisato, però, che tutti i contatti registrati con tale utenza si sviluppano successivamente alla scomparsa della donna e, più precisamente, a partire dalle ore 18:26 del 14 dicembre. Un numero con significativa quantità di contatti, 34 in tutto, e distribuiti sull'intero arco temporale di analisi, è rappresentata dal 60.533 intestata Angela Ramona, anche se, probabilmente, l'utenza potrebbe essere in uso al marito Arturo, come dallo stesso dichiarato il 16 ottobre 2017 nel corso di un problema legale. Arturo risulta aver avuto qualche problema tra il 2005 ed il 2014. Nel corso delle successive intercettazioni telefoniche sono stati rilevati contatti tra Visintin e Risuleo, dai quali è emerso che, quest'ultimo, è un suo amico con il quale parla del più e del meno della vicenda. I contatti con tale utenza, fino al momento della scomparsa della Resinovic, hanno carattere saltuario, 5 contatti voce fra il 1 dicembre ed il 12 dicembre. A partire dalle ore 18:48 del 14 dicembre, invece, i contatti hanno frequenza giornaliera, registrando anche più eventi di traffico nel corso della medesima giornata. In tutte le occasioni, l'utenza usata da Arturo aggancia celle nel paese di residenza in provincia di Udine o zone vicine. Tutte le altre utenze con cui si rapporta il Visintin hanno un numero di contatti non superiore alla decina massimo. L'utenza aggancia quasi esclusivamente ponti radio in provincia di Trieste e, come sopra anticipato, con assoluta priorità le celle di via De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15. Entrambi compatibili con la residenza del Visintin. Nella mattinata del 1 dicembre, fra le ore 08:10 e le ore 12:20 circa, l'utenza sviluppa traffico dati in movimento impegnando celle poste prevalentemente nella periferia est della città dopo aver transitato in zone rive. Una volta fatto rientro in zona di residenza non si hanno evidenza di ulteriori movimenti. Nel corso della successiva giornata del 2 dicembre, in sintonia con quanto riscontrato anche per l'utenza della Resinovic, a partire dalle ore 14:04, il telefono del Visintin inizia a sviluppare traffico dati in Slovenia dopo essere transitato, quale ultimo ponte radio in Italia sul ripetitore di via Petronio a Muggia e, pertanto, in prossimità del valico stradale di Rabuiese. Fa poi rientro in Italia a partire dalle successive ore 17:19. Il giorno 03/12, il telefono del Visintin genera traffico nel centro cittadino nel corso della mattinata per poi agganciare celle a Sistiana, al pomeriggio, al pari dell'utenza della moglie Liliana Resinovic.
Il successivo 04 su 12, anche in questo caso come già riscontrato per la Resinovic, il telefono del Visintin effettua un tragitto lungo il percorso Monfalcone, Ronchi, Romans di Isonzo e altri comuni dell'Isontino, a cui segue il rientro in zona di residenza, a partire dalle ore 17:51 circa. In data 05/12, l'utenza del Visintin, alle ore 15:05, inizia uno spostamento che la porta ad agganciare celle a Muggia, in via Petronio. In modo del tutto analogo con quanto già annotato per il telefono della Resinovic. Nel corso della giornata del 6 dicembre, il telefono del Visintin, già a partire dalle ore 08:37 circa, inizia ad agganciare la cella di Basovizza, per poi spostarsi lungo l'altipiano, Padriciano, Campo Romano, Fernetti, ed, infine, rientrare nelle zone centrali della città e fare poi rientro in zona di residenza poco prima delle ore 12. In modo abbastanza analogo a quanto avviene anche il successivo 01 su 12, quando il rientro in zona di residenza è però posticipato alle ore 14 circa. Dopo circa un'ora dal suo rientro a casa, vi è una chiamata tra il Visintin e la Resinovic, la quale, si è ipotizzato precedentemente, possa aver fatto visita a Claudio Sterpin. Analogamente a quanto visto per l'utenza della moglie, anche quella del Visintin, in data 08/12, successivamente alle ore 11:10, inizia uno spostamento fino a Romans di Isonzo, dove staziona fino a poco dopo delle ore 17, per fare quindi rientro a casa. Come di consueto, anche il 9 dicembre, l'utenza del Visintin si allontana da casa a partire dalle ore 08:30 circa, per effettuare alcuni spostamenti in centro città ed, infine, rincasare poco prima delle ore 11. Nel corso del pomeriggio, il telefono si sposta lungo un percorso che ripercorre quello autostradale fino a Udine, area nella quale staziona fino alle ore 17 circa, per poi riprendere il viaggio alla volta di Trieste in zona di residenza. Il giorno 10 dicembre, invece, il telefono inizia a produrre traffico solo a partire dalle ore 09:10, quando già si trova ad agganciare celle in centro città. Prevalentemente i ponti radio di via Piccardi 1 e Matteotti 30, da dove, poi, si porta alla volta di Muggia ed, a seguire, nel comune di Sgonico, per poi fare ritorno in zona via Matteotti ed, infine, in zona di residenza poco prima delle ore 16. Nel corso della giornata dell'11 dicembre, anche l'utenza di Sebastiano Visintin, così come quella della Resinovic, aggancia celle in provincia di Gorizia a partire dalle ore 10:15 circa, Monfalcone e poi Campo Sportivo di Mossa ma anche Capriva del Friuli e Fogliano di Re di Puglia, e fino alle ore 18:40, quando si trova nuovamente a Monfalcone, lungo quello che, verosimilmente, è il viaggio di rientro a casa. Anche per la giornata del 12 dicembre, le celle agganciate dal Visintin sono compatibili a quelle agganciate dalla Resinovic per intraprendere la gita a grado, con successivo rientro a Trieste e permanenza di un paio d'ore in zona coperta dalle celle di via Visinada 5 e via Dalviano 29. Ugualmente, anche il 13 dicembre, i telefoni del Visintin e della Resinovic compiono spostamenti analoghi fra loro. In questo caso l'utenza del Visintin raggiunge la Sloveria da dove sviluppa traffico dati a partire dalle ore 10:29 circa, fino alle ore 16:10, sia per lo sconfinamento in uscita che per il successivo reingresso, viene verosimilmente impegnato il valico stradale di Rabuiese. In serata l'utenza produce traffico dati impegnando la cella di Campo Belvedere, fra le ore 18:25 e le ore 22:08. Per quanto attiene la giornata del 14 dicembre, anche in questo caso, si rimanda a quanto già annotato in data 28 dicembre 2021. Nel corso delle giornate seguenti, si registrano saltuari spostamenti nel centro cittadino, ma anche ad Opicina e Muggia, come già precedentemente descritto e, pertanto, con prevalenza di utilizzo per la cella di via Matteotti 30 in orario mattutino, con rientro in zona di residenza in genere entro le ore 16. L'eccezione è costituita dalla giornata del 19 dicembre, quando il Visintin si allontana dalla provincia di Trieste, a partire dalle 09:30 circa, raggiungendo gli abitati di Romans di Isonzo, Capriva del Friuli e Gorizia e fare rientro a casa alle ore 13:20 circa. Nel corso del pomeriggio della medesima giornata, a partire dalle ore 14 l'utenza aggancia celle presso la Galleria Protti e zone limitrofe fino alle ore 15:40.
facendo infine rientro in zona di residenza dopo essere transitata per le consuete celle di via Matteotti e via Piccardi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.